Adesso devi fuori dal mondo. Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in Val Cimogliana, mattinata frizzantina, e la nostra idea è quella di salire sul Monfalcone di Montanaia. Praticamente si passa il rifugio Pordenone dove si parcheggia e dopo si va sul sentiero 349 in direzione del bivacco Marchi Granzotto e la Forcella del Leone. Vediamo come va, speriamo che la giornata si scaldi un po', ma per adesso freddo. La salita della via normale è sul versante est, l'abbiamo scelta sperando che ci fosse un po' di sole. Io adesso qua mi sento già con un po' di sole, speriamo su in mezzo alla valle, vediamo come arriva. I ragazzi sono avanti e non mi aspettano. Arrivati al bivio, qui a sinistra, bivacco Marchi Granzotto, abbiamo anche una ciabatta. E questa è la nostra valle da risalire su Infido Iaione. Iniziamo a risalire la valle sempre sul sentiero 349 in direzione della Forcella del Leone. Si sale a fatica la valle, lassù vedo un po' d'ombra, secondo me ci rivestiamo lassù. Fatica il Iaione della Val Monfalcone di Cimogliana. È la seconda volta che risalgo questa valle e mi dà sempre l'impressione di essere bella ripida. Allora adesso dobbiamo arrivare a quota circa 1850 e poi abbandonare il sentiero CAI 349 e andare a sinistra per tracce in direzione del Cadinat di Cimogliana. Vediamo se riusciamo a trovare questo benedetto attacco. Torrentello che si passa, andiamo dall'altra parte a beccare un po' di sole. Qui ci troviamo a quota 1850 circa. Prendiamo il sentiero Piero Tagliarol, sentiero dismesso in direzione della Forcella Cimogliana. 360. Che spettacolo, queste crode qua, bellissime, un ambiente straselvaggio, molto molto bello. Ora seguiamo qua questa straccia a sentiero dismesso, vediamo di trovare questo masso con l'ometto sopra. Arrivati al bivio dell'ex sentiero, non vi lasciate ingannare sulla traccia CAI in direzione della Forcella. Si va a destra, fuori traccia, ma ci sono un bel po' di ometti in direzione della cascata. Tentato omicidio! Alla base della parete rocciosa si prende a sinistra che c'è un segno rosso, si va via di là. Qui troviamo già un bollo rosso, ci indica di andare di qua e devo dire che è un buon segno già trovare questi segni rossi, in più qualche ometto ci aiutano a non perderci. Bisogna però stare attenti al ritorno, anche lì non perdersi. Comunque la discesa giù diritti a incrociare il sentiero di salita. Dopo una risalita faticosa in mezzo a ghiaia e erba ci si apre qua, questo si chiama Cadinut di Cimogliana, è un cadino tutto circondato con queste cime spettacolari. E lì c'è Nick Dolomites che oggi ci fa compagnia e mi aiuta anche a fare qualche clip perché ho poca memoria. 130, allora, 40, la cima è 2548 mi sembra, siamo a quota 2002 e niente, la via di roccia sono 300 metri che la troveremo tra un po'. Cioè, qua, come al solito, il video sul video. Dovremo trovare 2 bolli rossi e un canale d'attacco. Che roba. Ecco lì, compagni di merende, ecco qua davanti a me, Anche detti merendero. là la freccia, e questo sarà il canalino di accesso. Là vedo un altro metto e andiamo alla scoperta di questa via
super selvaggia. Bro, Merzug. Abita Merzug. YouTube di là del video. Ma la stessa qualità? Sì, 4K uguale. Segue gli ometti. Poi lì ti mandano. Siamo qui davanti al passaggio chiave della via dove stranamente ora c'è un cordone rosso. Questo lo danno come secondo più. Ma bisogna stare comunque attenti perché è tutto marcio. Adesso passiamo e dopo faccio il video da sopra. Eccoci qua, appena passato il tratto chiave. Ora tocca a Nick. Mi sposto per non buttare giù roba. Comunque il casco indispensabile. Non mi fermo? Lì qualsiasi cosa muovi va giù sulla testa a lui. Infatti Sì. sto cercando. Incredibilmente dopo il cammino si segue tutta una cengia verso sinistra completamente orizzontale e che da quello che so si passa dal versante Cadorino, dal versante del rifugio a Padova. Vediamo, intanto molto attenti perché è piena di detriti, ometti e loro. Direttamente da... Tra cengie e cammini continuano i bolli rossi rari e ometti. Su per questo canale qua che ci sono altri ometti. Qualcuno fa la quota? Un'altra cengia sempre a sinistra. Bolli sbiaditi, ometti. Susseguirsi di cengie e cammini in un ambiente incredibile. Sono i ragazzi carichi. Siamo quasi verso l'uscita in cresta. Vedo un altro bollino rosso, dopo dovremo uscire in cresta, non manca neanche tanto. Molto bella e straselvaggia, e come si sente dal rumore e dai massi marcia. I disturbatori mascherati. E lì dentro c'è un bollo rosso e un ometto e Nick l'affronta per primo. Dopo questo passaggio si esce qui in cresta e vediamo il versante Cadorino. Sasso! Ecco che si vede qua un po' di neve che è venuta giù ieri. Qui abbiamo il Crido, il nostro Montanello. Siamo sulla valle del Cadore, anzi la Val Talagona che sale al rifugio Padova che è laggiù. Ora gli ultimi passaggini esposti in cresta, siamo in cima. Molto delicato questo passaggio, che lo danno come secondo, ma è esposto, ma è più che altro la roccia che non ti dà quella fiducia. Fatto quel passaggio ho visto che c'è un cordone per una calata, ho lo spezzone di corda dietro e credo che almeno fin là, fin dove c'è il ghiaccino lì, credo che faremo una calata. Spero bastino 15 metri, ma intanto forse il pezzo più difficile ce lo leviamo. Ora siamo in cima, ragazzi, siamo in cima, bellissimo. Ah no, è un video. Dopo le foto di rito, un po' di nuvole, stanno salendo un po' di nuvole. Proviamo a fare la calata da qua, da sto cordone, e andiamo fin giù, fin là, dove c'è un po' di ghiaccino. Abbiamo mandato giù prima Nick per testare l'ancoraggio ed è già arrivato giù.
dopo essere scesi in corda, no, in corda doppia da quel cordone, ma mai affidandosi al 100% dal cordone, si ripercorre la via di salita, tutte cengie e canalini, sempre attenti. No, scendi lì e poi ti butti a destra, no? Tratti di s'arrampicata, tieniti bene, quel cordino lì lo puoi mettere via perché ti puoi inciampare nel cordino. Bravo Nick. Allora, per fare un po' di report di questa salita devo dire che in alcuni punti bisogna stare più attenti, ma non in alcuni, forse in tutti, un po' più attenti, molto più attenti in discesa che in salita. Veramente la roccia non dà quella fiducia, anche se sono passaggi banalissimi, ma la roccia, ragazzi, è quello che è. Siamo in Friuli, montagne bellissime, ma sappiamo che la roccia non è il massimo. Allora, in questo video vi faccio vedere anche due metodi per passare il passaggio chiave. O scendete dal canale con cordone rosso, sempre friabile, però c'è il cordone, oppure hanno attrezzato una calata su due punti con maglia rapida. Io scelgo la seconda e arrivo fin giù. A dopo. Intanto ci troviamo quasi all'inizio della via. Questo è l'ultimo pezzettino di disarrampicata. In teoria abbiamo solo sfasciumi fino all'attacco dove abbiamo trovato la freccia, dove ci siamo messi il casco. E niente, per adesso spettacolare davvero, bellissimo. All'attacco della via, ragazzi, siamo sul ghiaione di ritorno. Che spettacolo questa giornata. Ecco a cosa serviva il ghiaione che avevamo oggi sulla destra. Eccolo. E via di qua. Qui siamo in discesa sotto la parete rocciosa dell'inizio. Dobbiamo andare giù molto ripidi ad incrociare il sentiero CAI 349, quello di stamattina, che è laggiù. Anzi, là lo vedo bello largo e marcato. Siamo sul sentiero CAI! Grazie. Ora possiamo Grazie dire... e grazie. Bravi, raga. Grazie per la compagnia. Bellissimo, bellissima giornata. Ora stesso sentiero 349 fino al rifugio del parcheggio Pordenone. Del rifugio Pordenone, scusa. Un po' di foliage. Passando dal rifugio a Pordenone, siamo quasi alla macchina. Eccoci qua. Mi sono tenuto questo minuto di video per fare la chiusura. Io vi ringrazio